Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova escursione con Antelacus. Oggi vi porto a Passo San Boldo, dove siamo già qui, lo vedete per di là. Vi porterò fino al bivacco dei Lof e poi fino in cima, alla cima Valloscuro. Seguiamo il sentiero 991 e la prima parte è tutta asfaltata o cimentata. Andiamo! Ecco, abbiamo finito il tratto di strada cementata, siamo arrivati all'agriturismo che ovviamente è chiuso e qui abbiamo una sorpresa, abbiamo una mostra fotografica che sarà anche più avanti da quello che ho letto e che riguarda i 50 anni del bivacco dei Lof dove ci porteremo adesso. Mi dicono dalla regia che dovevo dire all'inizio che questo è il sentiero 991 perché altrimenti se ne può prendere anche un altro che fa un giro tutto diverso ma che non c'entra niente. Possiamo andare. Avventura, c'è una corda, non spaventatevi, è solo un corrimano, giusto per tenersi, non c'è niente di straordinario, solo perché è un po' esposto più avanti, quindi è tutto tranquillo. Ecco, siamo arrivati a una piccola forcella, qui confluiscono ben 4 sentieri. Noi adesso continuiamo per di qua, si va al bivacco dei Lof in pochi minuti, dopo da lì saliremo anche alla cima Valloscuro e abbiamo appunto una sorpresa, come ho detto poco fa, questi cartelli che sono una mostra fotografica all'aperto dei 50 anni del bivacco dei Lof che è stato costruito nel 1970, è interessantissima. E quindi nel 2020 è compiuto 50 anni. Non li dimostra? Adesso andiamo a vederlo. Eccoci qua, siamo arrivati sulla vetta del Valloscuro, 1200, non mi ricordo più, qualcosa del genere. Una bella faticata del Vertical, un nuovo sentiero che hanno aperto pochi anni fa. Adesso da qui si scende verso la casera Valloscuro. Faremo una forcella Foran e poi da lì gireremo dentro nel bosco. La giornata è fantastica, il panorama da qui non lo vedete, ma vedete quello che c'è dietro, di là si vede il mare, ma lo facciamo vedere dopo. Qui Antelacus chiama Tarassaco, Tarassaco mi senti? Passo. Qui Tarassaco, ti sento forte e chiaro, passo. Bene, qui la situazione è tutta sotto controllo, niente lupi, niente orsi, niente cinghiali, niente tirannosauri, niente di niente. E da te com'è? Passo. Idem, stesso discorso, passo. Bene, allora qui è tutto sotto controllo. Il rancio cosa prevede questa sera? Passo. Mi senti Antelacus, passo? Sì, ti sento, passo. Allora, il rancio prevede pollo arrostito in padella, patate e radici fasoi. Soddisfacente, passo. Mi senti, passo? Tu ti sento? Per un po' non ti ho più sentito, passo. Beh, si vede che c'era qualche interferenza. Comunque direi che il rancio è soddisfacente. Bene. Allora ti raggiungo più tardi. Passo e chiudo. Bene, passo e chiudo. Eccoci qua. Siamo a Forcella Foran. Siamo scesi dalla cima Valloscuro. Una bella scarpinata in discesa. Qui tira un bel venticello, freddo. E adesso andiamo dentro al bosco
Eccoci qua, siamo alla casera Valloscuro. Vedete qui dietro di me, qui c'è un controluce meraviglioso. Qui c'è un panorama mozzafiato verso le Dolomiti Bolognesi dall'altra parte. Praticamente siamo già sulla via del ritorno, perché adesso in pochi minuti prendiamo il sentiero che parte da qui e torna più o meno dove c'era la bandiera di stamattina. Ah, posto incantevole. Allora, siamo usciti dal boschetto dopo la casera Valloscuro, siamo usciti di nuovo all'aperto e qui siamo tornati alla galleria fotografica di questa mattina, abbiamo chiuso l'anello. Da qui in poi si torna indietro per lo stesso percorso dell'andata e quindi non c'è più niente di nuovo da scoprire. Ci vediamo giù la macchina. Bene. Siamo al termine di questa escursione, abbiamo chiuso l'anello, abbiamo fatto tutta la discesa per lo stesso percorso dell'andata, siamo nei pressi del Passo San Boldo, bel percorso, abbastanza semplice, escursionistico, un po' faticoso in certi tratti, ma tutto sommato molto gradevole, giornata fantastica, un po' freddina, ma ci sta. E se vi è piaciuta, qui sotto trovate tutte le indicazioni tecniche del percorso. Venite a trovarci sul blog di Antelacus, Antelacus Outdoors, lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale YouTube. Grazie e arrivederci alla prossima escursione con Antelacus.